Consegnati i premi Strada degli Scrittori, si è chiusa così la seconda tappa agrigentina del festival dedicato ai big della letteratura siciliana. A riceverli l'autore Michele Guardì per il decennale impegno alla regia dei più popolari programmi RAI, ma soprattutto per il fatto di aver mantenuto ininterrotto il suo legame con la terra agrigentina. Un legame che non si è mai staccato né interrotto. Io per ragione di lavoro vado a Roma o sono stato a Milano, ma il mio cuore, la mia testa, la mia casa, quella vera per me, mia moglie e mio figlio, e ora per il nipote e la moglie di mio figlio, sono ad Agrigento, sono Casteltermini. Il legame o c'è o non c'è. Guardì ha anticipato di aver scritto il suo primo romanzo dal titolo Femmineggia, che andrà in stampa a gennaio. Durante la serata, condotta da Egidio Terrana e Marcella Lattuca, un altro premio Strada degli Scrittori è stato assegnato a Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, che già tenne a battesimo la Strada degli Scrittori lo scorso anno a Ragalmuto durante l'anteprima del festival. Il riconoscimento gli è stato assegnato per la nomina ricevuta quale membro del Comitato per la lotta alla corruzione e alla mafiosità formato da Papa Francesco. La sua presenza è quindi stata voluta per rimarcare che la Strada degli Scrittori è anche strada per la legalità. L'affermazione della giustizia e della legalità è un valore importante che si coniuga anche con la bellezza. La Sicilia, che è la Sicilia bella, ha bisogno soprattutto di legalità e di giustizia. Per questo è importante non soltanto commemorare gli eroi di cui commemoriamo la morte, pensiamo a Falcone, a Borsellino, a Livatino e ad altri, ma è importante che ogni giorno noi affermiamo la legalità attraverso la vita quotidiana. Un altro premio è stato consegnato al cantapoeta Mariano Deid, autore che per il 150° della nascita di Luigi Pirandello ha voluto trasformare in musica anche le parole del premio Nobel per la letteratura. Pessoa e Pirandello hanno in comune moltissime cose. Io in questi anni che sto lavorando sopra Fernando Pessoa ho scoperto tantissime cose. Questi due grandi scrittori hanno anticipato con la loro idea la spersonalizzazione dell'essere umano, l'idea di essere non una persona ma tante, perché hanno ragione, ognuno di noi non è uno solo, noi siamo tanti. Un premio è stato consegnato all'attore siciliano Sebastiano Lo Monaco, direttore artistico del Teatro Pirandello, per i suoi 40 anni di carriera in gran parte dedicati alla drammaturgia pirandelliana, calcando i più grandi teatri italiani. Infine un premio è stato riconosciuto a Giuseppina Milazzo, quale esempio di quell'imprenditoria sana e vigorosa, capace di offrire un valore aggiunto alla strada degli scrittori, che è anche la strada delle eccellenze agroalimentari e dei luoghi della produzione vitinicola. Il premio è stato consegnato al figlio Pietro Loleggio. La serata è stata impreziosita dagli interventi artistici della compagnia di canto popolare di Favara e dalla Casa del Musical. Sul palco anche un'incursione di Riccardo Gaz, che ha realizzato alcuni scherzi telefonici a tema Strada degli Scrittori. La prima edizione ha un ottimo bilancio, soprattutto per l'adesione che ha avuto nei paesi, nelle città in cui siamo intervenuti, perché tanti non sanno chi è Antonio Russello. Eppure è un grande autore del Novecento, coevo di Pirandello, che pochi conoscono. A Favara i ragazzi lo hanno studiato, a Caltanissetta ci sono centinaia di ragazzi che quest'anno hanno letto un libro di Rosso di San Secondo. Spesso noi non sappiamo chi è, ma è un autore che ha dato linfa vitale al teatro.